Buonasera a tutti, oggi è giovedì 5 dicembre e con oggi sono 196 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante ormeggiata nel porto di Trieste. E quella che vi ho appena fatto sentire è una canzoncina ebraica famosa che è stata utilizzata anche come colonna sonora di questo famoso film Joa che visse nella balena. È una canzoncina molto, molto struggente, molto bella, che veniva insegnata ai bambini, ma che penso che venga insegnata ancora oggi ai bambini ebrei. E veniva anche purtroppo utilizzata anche durante il nazifascismo all'interno dei campi di concentramento per distrarre questi poveri bambini con questa canzoncina per alleviare anche le loro sofferenze, i loro patimenti, prima di essere poi portati nei forni crematori, in queste camere a gas. E, perché ve l'ho fatta sentire? Perché questa città, la città di Trieste, che penso quasi tutti sapranno, è la città della risiera di San Sabba, dove c'è appunto questo famoso campo di sterminio nazifascista. E, e com'è potuto accadere una cosa del genere? È potuto accadere sempre nel solito modo, perché le brave persone stavano in silenzio. Qui era risaputo che in questa città all'epoca tantissima gente era al corrente di quello che stava accadendo in quel posto, alla risiera di San Sabba. E tantissima brava gente era al corrente, eppure stava zitta, non faceva niente. C'era chi stava zitta per paura, c'era chi stava zitto perché tanto è sempre stato così, i potenti non si possono contrastare, e c'è chi era complice, no, di tutto di questo schifo. E tra i complici di tutto questo schifo c'erano anche alte autorità ecclesiastiche di questa città e di questo paese, che erano a conoscenza, sapevano quello che stava succedendo, ma sia dal punto, dalla parte dei cristiani, ma anche ci sono stati anche dei tradimenti dalla parte degli ebrei, come spesso accade in queste cose. Se delle atrocità, degli ambomini di questa portata accadono perché c'è sempre qualcuno poi che tradisce, no? I propri compagni. Ed è accaduto anche per gli ebrei. Ci sono stati degli ebrei che hanno tradito i propri compagni e si sono resi complici di questo schifo. Oggi accade, anche oggi sta più o meno accadendo la stessa cosa. In qualche modo i malvagi si sono ripresentati sotto nuovi vestiti, nuove sigle, però insomma però la gestualità, la dialettica è rimasta sempre la stessa, no? Se li sentiamo, li abbiamo visti, e con i saluti romani sono tornati in questa città, sono tornati con i loro discorsi violenti, volgari, criminali, li sentiamo tutti i giorni, e c'è questo nostro sindaco che non perde occasione per farsi riconoscere, proprio per dimostrare il suo background culturale, no? E ormai siamo arrivati c'è proprio alla sfacciataggine più totale, no? Ormai non hanno neanche più pudori, si stanno veramente spingendo oltre, e infatti si stanno spingendo anche oltre con questa Gru Ursus, no? E qua ormai siamo andati anche qui, stiamo andando oltre. Certo non è paragonabile ancora a una risiera, a un campo di concentramento nazifascista, per carità, ma è così che di solito si comincia, piano piano si sposta l'asticella dei valori, e anche loro, cioè, ci stanno provando nello stesso modo, piano piano con i saluti fascisti, piano piano con questa dialettica volgare, ignorante e violenta.
e piano piano ci stanno facendo passare per normale tutto questo, no? E anche la Gru Ursus sta diventando normale, e sempre avviene con la complicità delle brave persone, col silenzio assenso delle brave persone, e anche oggi come allora, anche oggi le alte cariche religiose di questa città rimangono silenti, omertose e latitanti, e tutto questo sempre avviene, no? Sempre avviene grazie alla complicità e all'omertà di tutta questa gente. Oggi come allora non è cambiato niente, e anche le istituzioni sono complici, no? Abbiamo visto quello che è stato capace fare questo prefetto Valerio Valenti, e, e vediamo che cosa farà questo questore, se si sporcherà di sangue anche lui le mani, si renderà complice di tutto questo monnezzaio. Staremo a vedere. Però insomma ovviamente la storia sta registrando tutto questo qua, tutto quello che sta avvenendo. E mi raccomando, cioè, state attenti, perché se si sono spinti così tanto con me qui sulla Gru Ursus, Dio solo sa cosa saranno capaci di spingersi con voi, cioè con i vostri figli, con i vostri nipoti, con le persone che amate. Fate attenzione, perché è proprio con il silenzio assenso delle brave persone che si creano le dittature, le oligarchie, e i malvagi si fanno largo. Riflettete su questo. Buona serata a tutti.